Ciaccoette, le chiacchiere perfette. Ciaccoette, le chiacchiere perfette. Si parla di tutto e di niente. Siori e siore, benvenuti e bentornati ad una nuovissima puntata di Ciaccoette! il podcast delle chiacchiere perfette, dove si parla di tutto e di niente. Oh! Oggi non siamo in due, bensì in tre. Bensì in tre, numero perfetto. Allora, dopo presentiamo la ospite che abbiamo oggi. Un ospite specialissimo. Specialissimo, però io prima voglio farvi una domanda. Ma Così, voi, a bruciapelo. a bruciapelo proprio. Ma voi gli esami di maturità ve li sognate ancora oggi? Guarda, non ti dico. Guarda, non ti dico. Anche perché noi abbiamo fatto una maturità, diciamola, particolare. Allora, fortunati, devo dire. Fortunatissimi. Grazie al cielo. Però venivamo da una situazione Traumatica. Perché dovete sapere che io e la Valentina abbiamo avuto la maturità durante il periodo del Covid. La prima maturità durante il Ah, è Covid, vero, perché poi ce n'è stata una seconda. Ah, però la nostra è stata quella fortunata dove abbiamo fatto solo la prova orale. Solo la prova orale, che Invece- racchiudeva alla fine tutto, però. Allora, a me, per me è stato comunque super traumatico, ok? Però se dovessi decidere, ho preferito così, non fare le prove scritte. Mamma mia, ma che giovani che siete. Sì. Poi Cioè, io ho dovuto fare tutto quanto semplicemente. Io ho sempre avuto paurissima della maturità. Cioè, io sin dalla prima superiore ho sempre detto, Prima io o non... poi arriverà. Sì, ma non voglio farla, io non la voglio fare. Ma con quanto sei uscita? 85 pezzi di... E te invece, Vale, con quanto sei uscita? 97. 90? Scusa, potevano dirti anche 100. Capito che rode di più. Ma- Cioè, dai. Ma scusa, ma cos'è che ti ha portato a abbassare il non lo botto? sappiamo. Allora, Dobbiamo chiederlo alla commissione. secondo me le preferenze. Dici che gli insegnanti abbiano le preferenze? Sì. Ah! Può darsi. Secondo me sì, cari miei, perché io il mio 85 non me lo meritavo. Io 83 sono uscito. Vabbè, però voi due siete simili. Eh sì, ma infatti strano Sì. perché lei è più intelligente di Ma me in io realtà. dovevo uscire con è il... stato messo. È stato ammesso, finalmente l'ha È detto. stato- Sì, dai, devo ammetterlo. Vabbè, No, ascolta. io ero veramente arrabbiatissima se ci ripenso. Guarda, adesso che ne stiamo parlando mi sta venendo su vedi, ancora è la ancora arrabbiatura. nera. Ascolta, ma bando alle ciance, ciancio alle bande, amo. Dobbiamo dire che abbiamo qua. Sì, ma non ti abbiamo ancora risposto alla domanda? Ovvero? Se ci sogniamo o no, sti cazzi. Dai, te li sogni? Sì che me li sogno. Comunque prima hai detto, guarda, lascia stare. Io me li sogno, è come se me li sogno. E tu, Vale? Io a dire il vero no. No. A dire il Ah, vero no? No, è stata una maturità che nonostante le difficoltà, nonostante la novità, mi ha dato soddisfazione. Ti ha dato soddisfazione? soddisfazione. Vabbè, però effettivamente sei uscita con un bel voto. Ma quindi... indipendentemente dal voto, Ah. secondo me il fatto che venivamo da una situazione particolare, data dal Covid, dallo stare tutti in casa, alla fine sono stata contenta di quello che... Perché hai Che è detto, stata cavolo, una non è totalità. stato semplice, sono Esatto, arrivata a quel è punto. bravissima. Ok. Ah, bene. No, io l'ho vista molto diversamente. Comunque va bene. Dopo ne parliamo. Però io non mi sogno tanto l'esame in sé, bensì il fatto di arrivare impreparata. Certo, ci sta. Cioè, mi sogno che sto studiando per recuperare ste cacchio di materie ed arrivare pronta, perché io per tutta la quinta non ho mai studiato letteratura, quindi l'ho praticamente dovuta recuperare solo l'ultimo mese prima degli esami. Ah, per studiare tutto? Per studiare tutto. E secondo me quella cosa lì mi è rimasta talmente tanto impressa che... Ti ha sollecitata Sì. e continua a sollecitarti. Sì, ho la foga di studiare sta cacchio di letteratura e non essere mai pronta. La letteratura non va giù. Ma che poi, ma sono stata stupida a non studiare per tutto un anno letteratura, che era la materia di indirizzo. È vero che era la tua materia? Insieme a scienze umane. Sì. Vuol dire che non ti andava giù per qualche motivo? E allora cosa scegli quella scuola? Cioè, diglielo. Vabbè, aspetta. bando alle ciance e ciancio alle bande. Esatto. Chi è che abbiamo qui? Oh, mamma!
una ospite special. Abbiamo qui con noi la mia carissima amica Valentina Dalbello, studentessa di ragazzi. psicologia. Psicologia. Autopresentati e dici soprattutto perché hai scelto di studiare psicologia. Esatto. Allora ragazzi cari, grazie per avermi invitata ad essere qui nel vostro meraviglioso podcast. Grazie. Primissima cosa, è un piacere e un onore. Grazie. Grazie. E come mi ha anticipato Irene, sono una studentessa di psicologia, si spera ormai laureanda. Speriamo, dai, speriamo. Dovrebbe Crociamo le mancare dita. poco. Dovrebbe mancare poco, ma Poco o molto poco? poco. Ok. Ci allarghiamo. Perché ho scelto di studiare psicologia? La passione è nata proprio durante il Covid. Guarda lì. Guarda. Sì. Guarda lì che storia che te me conti. Ragazzi, bisogna introdurre È vero. il Dai, magico strumentopolo. hai ragione. Esatto. Dai, spiega proprio brevemente di che cosa si tratta. Allora ragazzi, questo è uno strumentopolo misterioso legato al dialetto veneto, ovvero ogni qualvolta in cui qualcuno di questi 3 partecipanti nomina una parola in dialetto o anche una frase, questo verrà schiacciato. Ciao. Mamma mia, non potevi spiegarlo meglio. Guarda, la miglior spiegazione della vita. Posso dire, sei stata più brava tu in una puntata che noi in 30? 30. Va bene così. Va bene, detto questo, continua pure la tua presentazione. Ecco, Esatto. se ti ricordi Ire, noi Sì. avevamo a disposizione il bonus culto Sì. dei 500 euro Sì. mi pare. Non dico come li ho usati. Non che lo vogliamo sapere. esatto. Io in realtà voglio saperlo come li hai utilizzati tu. Hai preso libri? Ho comprato solo libri. Quanti ne ho letti di questi? Zero. Ma a parte questo. Infatti, come ha detto Irene, dato che c'era il Covid non si poteva andare a vedere film, non si poteva... Potevi fare niente? Potevi fare niente, neanche andare... Sì, niente non No, potevi no, fare. potevi pagare dei biglietti, anche dei treni, concerti, eccetera. No, ma... i concerti, neanche quelli. Neanche quelli? Quindi io ho deciso di investire sulla mia cultura. Sei stata anche molto intelligente ad averlo fatto. Tremenda. Tremenda. Quindi ragazzi, da lì è nata la passione, nel senso che era qualcosa che mi è sempre interessato. E ho detto ok, dato che ho questa grande possibilità, è giusto investire questi Hai soldi. fatto bene. Hai fatto molto riempita bene. la libreria. Ecco, ma tutti i libri di psicologia proprio? Ho iniziato con dei libri molto molto semplici sul comportamento umano. Quelli che seguiranno la psicologia diranno che lo conoscono, la psicopatologia della vita quodiana di Freud. Libro per Porco, eccellenza numero uno. sentila, Posso dire che mi sto sentila. sentendo ignorantissimo? E poi ho iniziato con altri anche un po' a livello umoristico, niente di... Ecco, però c'è da dire che mi interessava, oltre a questo fatto qua dei libri, il fatto che si parlava tanto in quel periodo di come le persone, ahimè, stessero soffrendo, no, in quel certo, periodo. sì. Ok. Tanto si parlava di isolamento sociale, Sì. si parlava di depressione, si parlava di ansia, quindi temi che ascoltando telegiornali si sentivano molto... Sì, spesso. sì. Esatto, sì, assolutamente. Al che volevo comprendere come questi specialisti della salute mentale entrassero in campo in questo caso qui. Si parlava di psicologia dell'emergenza e quindi io per ogni tema che sentivo mi andavo a comprare un libro. Ah, Ed è Madonna. così che è nato questo puzzle Tremenda. composto da... Beh, ci sta però. Ecco, quindi il Covid ha portato i suoi Quindi frutti. per me il Covid ha portato i suoi frutti, devo dire di sì. Ah, bene. ma ascolta, io ti voglio fare una domanda proprio bruciapelo, anche se in realtà so già la risposta. Ti penti del percorso di studio che stai facendo? Zero. Zero, Olla. ok. No, bene, perché in realtà Non è scontato. non è scontato. Io sento tantissime persone che in realtà, nonostante comunque concludano il loro percorso di studio, Sì, alla ma in fin ogni fine... ambito dici? In che senso? Cioè, qualsiasi tipo di università sì, stai parlando? sì. La concludono, però alla fine non si sentono soddisfatti di quello che hanno studiato. Certo, può essere. Ma secondo me in quei casi è perché magari sono stati costretti dai genitori a fare quella Può darsi, determinata... può darsi, gli scenari possono essere tantissimi, di certo è che a volte succede che smettono di studiare ormai in arrivo alla laurea. Ah sì, sì. Esatto. Perché? Perché arriva quel momento cruciale, quel momento di avercela quasi fatta e mollano tutto proprio in quel momento lì, perché Tanto poi sì. capiscono che non è la loro strada. Sì. Però, se cerchiamo di guardare il lato positivo come è giusto fare, è quasi un bene. Nel senso Ah, che sì? fa comprendere verso quale direzione muoversi. Sì, È vero. certo. Quindi non è mai tempo buttato, è tempo No. che si può investire comunque.
Ah, Vabbè, ok. assolutamente, Sì. assolutamente. Sì. Verso la direzione più corretta, mi viene da pensare. Sì. Certo, però ti dico la verità, io per come sono fatto, se sto pensando se mi ritrovassi in quella situazione lì, concluderei il percorso di studio, mi laureerei, Almeno, nonostante sì. Io magari farei un lo stesso. Anche io. Io farei lo stesso. Tanto ormai hai buttato via 5 anni. Mi sforzerei. Allora, non è aver buttato, No, è il certo. aver fatto una scelta sbagliata che Sì. comunque dopo puoi recuperare, no? Esatto. Può succedere. Sì, Ci succede. sta. L'importante, come ha detto Mattia, è portare a termine quel che si è iniziato, perché comunque rimane un bagaglio di conoscenze infatti. e di expertise. Iniziamo così. Allora, io direi che visto che abbiamo la lingua che si sta attorcigliando, Sì. cosa si può fare adesso? Allora, io parlerei di Choco Cheers, però prima vi anticiperei anche, se non l'avete ancora capito, ovvio. l'argomento principale della puntata, ossia gli esami di maturità che saranno di qui a qualche giorno. Certo, per i ragazzi. Esatto, ma non solo comunque gli esami di maturità, anche quelli di terza media e anche quelli universitari. Anche quelli Esatto. universitari. Un po' come affrontarli, come superare l'ansia dagli esami e chi potevamo chiamare se non la Vale? Spiegatecelo un po'. Che ragazzi. non mi ricordo in realtà se l'abbiamo anticipato prima, che la Valentina in realtà è una nostra carissima amica con cui usciamo spesso. Sì, Con cui assolutamente. usciamo. Esatto. E In quindi- particolare Irene la conosco dalla scuola media. Sì, dalle medie. Eravamo compagni di banco. Yes. Ma non voglio sapere cosa facevate. Meglio non sapere. Eravamo delle grandi ciaccolone. Ultimo banco. Bene, quindi Choco Cheers! Choco Cheers! Ovviamente, signore, come potevamo non portare il the best cicchetto ever per gli studenti, ossia pane e Nutella, raga. Chiaro. Cioè, ma chi chi? non ha mai mangiato mentre studiava una buona fetta di pane Pane e con la Nutella? Che se non sbaglio l'abbiamo già fatto come cicchetto. Sì, non Vero? mi ricordo in che puntata, forse una in cui parlavamo sempre di scuola. Di scuola, comunque, sì, secondo me. effettivamente. Merenda per eccellenza. Beh, sì, ma dai, ovvio. cioè, Ma, e chi dice di non averla mai mangiata è un falso. Mente. È un bugiardo. Assolutamente. Quindi, Vai. Cheers. 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 Attenta. Mm. Che ha visto che hai i pantaloni bianchi? Amo. Ascolta Vale, io voglio sapere mentre la Irene si sbrodega. Chiaro, ma questo è classico dell'Irene, ragazzi, non vi dovete stupire. Attenta al dito che ti sporchi la camicia bianca. Tra l'altro, sono vestiti uguali. Due gemelli. Vorrei rispondere di no. Vabbè, allora intanto Ma non faccio io la riesco. domanda. Faccio io la domanda alla Vale. Allora Vale, nelle tue pause merenda tra uno studio e l'altro, quali sono, diciamo, gli snack preferiti tuoi? Allora, ragazzi, possiamo dire la frutta secca, non perché sia la mia preferita. Perché Ma sai che è salutare. Ma perché so che è salutare ed è la migliore nei termini proprio di fornire energia, perché è piena Ok. di grassi buoni. Quindi mettiamo al primo posto la frutta secca se vogliamo essere performanti nel lungo termine. Solo se Ok. vogliamo essere performanti. Ricca di omega 3 e tutte quello che ci Omega sta. 3? Omega 3. Ma io pensavo fosse solo sul pesce l'omega 3. No, anche sulla frutta Pensa secca. a te. Poi cosa ci possiamo mettere? Un buon panino con l'affettato. Mamma mia, affettato preferito? Cavoli tutti. E il salato. Ma se tu devi sceglierne, Il salame. ma se tu devi sceglierne uno il salame? Forse prosciutto cotto. Sì, Anche a me. così sul No, semplice. tantissimo. Anche a me piace il prosciutto cotto. A volte me lo taglio a cubetti, tipo, lo mangio a cubetti. Mamma mia, che buono. Pasta, burro e prosciutto cotto. a Non l'ho cubetti. mai Sì, mangiata. non sai cosa ti perdi. Una Pasta, burro e bomba. prosciutto cotto. Una bomba. Però. Però. Vabbè, solo per il burro? Sì, però. Sì, per il burro. Cavolo, da provare. Direi da questi. Questi. E ovviamente anche pane e Nutella, Ovviamente spero. pane e Nutella, certo, il primo. In realtà. In realtà. Non so quanta energia ti dia nel lungo termine, probabilmente poco nel lungo nessuna. termine, però. Però dentro ci sono le nocciole e frutta secca.
Sì, però dobbiamo stare lì a vedere le nozioni. Guardiamo meglio la composizione, tutto lo zucchero che c'è dentro. Forse il primo ingrediente è zucchero. Mi sprego. Mamma mia. E poi, sempre nelle nostre sessioni di studio, chi non ha mai bevuto 1 litro di caffè per stare Sì. svegli tutte le Il ore? caffè Sì. dello studente. E quindi, Eccolo ragazzi qua miei, dietro. abbiamo portato il caffè. Allora, aspetta che te lo passo, il tuo è questo qui, Grazie. Vale, senza zucchero. Non Io so spero come di tu averlo faccia. con lo zucchero, vero? Certo. Ah, ecco. Allora, aspetta perché io so già che mi sporco. Sì, infatti va a finire male, secondo me. Stiamo attenti. Eccomi qua, bello arrivo. freddo. Ma il gin, scusate! Ah, aspetta. Però buono. Cin Ci voleva questo Caffè gusto freddo. di amaro. Adesso siamo belli carichi per partire con ciaccoette. Prontissimi. Adesso buonissimo. abbiamo avuto il boost di energia. Guarda, sono sveglio per affrontare 8 esami. Ah, 8 Ti esami oggi ti addirittura. stupisce? Mamma mia. Ma sapete che, io non l'ho detto prima, Eh. ma voi avete fatto in realtà 2 esami. No, un esame. No, aspetta, tu hai fatto l'esame di terza media, l'esame delle superiori, Sì. e poi vabbè, diciamo questi sono i 2 più grossi, perché poi ci sono gli esami dell'università. Però la signorina ha fatto anche un corso sì. di specializzazione. Eh, certo, la signorina, la signorina Irene. Perché anch'io in realtà ho fatto 3 esami, perché io ho fatto un centro di formazione professionale. Esatto. sì? Quindi ho fatto 3 anni, cioè vero. ho fatto l'esame delle medie. Ah, è vero, cavolo. Io ho fatto l'esame delle medie, Ah, sì? poi ho fatto 3 anni di centro formazione professionale, Ah, sì? esame, e dopo ho voluto continuare a una scuola superiore classica, a un tecnico. Tecnico. E ho Hai fatto fatto anche 2 la anni, maturità. anzi in realtà 3 perché mi hanno messo un anno indietro, vabbè, Vabbè. e ho fatto la maturità. Ma quindi hai fatto 2 maturità tu? Ha fatto in due realtà maturità. Mamma, che Due l'incubo. forme di maturità. Un incubo. È lui però, sopravvissuto. Sì? però, devo dirvi una roba, per me l'esame peggiore è stato quello delle medie. Delle medie. Certo, Però ce l'ho è vero ancora. che la tesina non era proprio una stupidata. No, perché dovevi collegare tutti gli argomenti di Tutti tutte gli le argomenti, materie. Sì. Ma so che devono aver rivisto un po' l'organizzazione anche dell'esame di maturità quest'anno. Non Di è più maturità o le come tesine? Proprio di la maturità. Ancora la cambiano sempre Nel la senso maturità. che mi sa che non devi più fare collegamenti fra tutte le materie, ma solo tra quelle di indirizzo. Non lo so. Ditecelo voi da casa, che sono sicura Sì. che c'è qualcuno che deve fare la maturità quest'anno e che è lì che si può dire addosso? Sì, Lo certo. possiamo dire, sappiamo che ti stai cagando addosso, ma stai tranquillo perché adesso tra poco ti spieghiamo come superare questo momento difficile. Siamo qua apposta. Esatto. Infatti, Vale, dai qualche consiglio molto naturale ai nostri spettatori. Naturalmente naturale. E sul come affrontare gli esami, in realtà, in generale, di qualsiasi tipo. Allora ragazzi, il primo consiglio direi: non cerchiamo di puntare alla perfezione, bensì alla regolazione. Nel senso Ossia? Che non ho capito, scusami. se vogliamo cercare di imparare le cose in maniera perfetta è impossibile. Perché Ovvio. non siamo perfetti, quindi non Ma neanche possiamo... una persona perfetta come me? Irene, te sì, ma Ah, soprattutto... ok, io sì. Però voi no, ragazzi, mi dispiace. Esatto. Perché è irrealisticamente impossibile sapere tutto in maniera perfetta, no? Certo. A Certo. parte per te. A parte- Quindi cercherei piuttosto di arrivare all'esame di maturità o qualsiasi altra forma Sì, di esame sì. in modo tale da avere una preparazione solida, tale da gestire la normale attivazione emotiva che si verifica di fronte a un esame. Ah, ok, quindi Ok. più l'aspetto dell'agitazione. Più l'aspetto dell'agitazione, perché nel momento in cui noi abbiamo studiato per tempo, Ok. perché questo va sottolineato, è una cosa che deve essere imprescindibile. Non fate che come me, che non ho mai Esatto. studiato letteratura e l'ho studiata solo il mese prima della maturità. Nel momento in cui arriviamo preparati sappiamo anche gestire quella quota normale di sana agitazione, perché ragazzi è normale arrivare all'esame in maniera un poco
agitata. Vabbè. Ecco, ok. Pazza con l'ansia. Esatto, perché il nostro corpo si sta preparando per una performance. Hai ragione. E ce lo sta facendo capire, aumentando il livello di tensione, aumentando il livello di concentrazione. Questo ci prepara all'azione. È vero. Ok, quindi punterei proprio su questo, sul gestire la regolazione. Poi quando siete di fronte all'esame vedrete che le conoscenze, se ritorniamo, avete studiato, tornano. Esatto. Mamma mia, mi sembra di sentire parlare una professoressa. Cioè, veramente! È vero, si vede, è preparata. È preparata? È molto Cioè, preparata. Grazie. Veramente, È preparata, bravissima. cavolo. Veramente. Cioè, ecco, voi dovreste arrivare all'esame proprio come lei è arrivata in questa puntata. Esatto. Perché sa le cose, sa di saperle Sì, certo. ed è serena. Sì, però questo viene col tempo, con Beh, l'esperienza. certo. Esatto. Certo. È normale. Io ad esempio quando dovevo fare una qualsiasi verifica, esame, eccetera, mi veniva su l'agitazione, l'ansia, dovevo correre in bagno sempre. Orco. Succede, sì. Ma ecco, tipo, qualcuno ha il cazzo come tipo, come si dice? Come causa dell'ansia. Dell'agitazione. Ma ce ne sono tante altre che tu conosci, tipo... Beh, a me mi si riduce anche la salivazione. Oppure aumenta la sudorazione. Ah, vero, anche. Quindi si vede la maglietta un po' pezzata. Anche. Ma voglio dire, sono cose normali. Sì. Sì. È il corpo, ragazzi, che reagisce di fronte a uno stimolo. Sì. Per fortuna vuol dire che siamo vivi. Esatto. E che comunque in un certo senso magari ci teniamo anche a quella cosa. E ci teniamo, certo, perché altrimenti se noi arriviamo a un esame e abbiamo zero quota di agitazione, ragazzi, vuol dire che bene o male Non te ne frega niente, mi viene da dire, no? Sì. Ma una domanda, quanto pesa davvero il giudizio dei genitori, dei parenti, ma anche degli insegnanti durante un esame? Allora, mi viene da dire che il giudizio sociale è una componente fortissima della nostra esperienza, ok? È una cosa normale. Vabbè. Qual è il fatto? Che noi non viviamo l'esame solo come una prova di conoscenza, ma anche come una prova in cui ci sentiamo valutati, Giudicati, giudicati. eccetera. Questo sì. può attivare in noi quella che si chiama l'ansia da prestazione. Ok. L'ansia da prestazione, ovvero cosa penseranno gli altri di me? Se non farò una bella figura, penseranno che non sono capace? L'importante è andare a distinguere ovviamente la prestazione dall'identità, nel senso che la prestazione mi dice come sono andata in quell'argomento, in quel topic, in quel dato momento, ma non riesce a definirmi chi sono io come persona. No. Non sarà mai esaustivo, non riuscirà a definire il mio valore. No. Ok, quindi bisogna imparare a fare questo distinguo. Ma infatti mi sono sempre chiesta, ma come fa? Allora, nelle materie scritte, quindi negli esami scritti, dove tu devi fare le crocette, eccetera, ok, il giudizio è oggettivo. Ma un professore in un'interrogazione, come fa a darti un voto? In un'interrogazione. Perché io la posso dire in un modo la cosa, che non è il modo in cui lui vuole che io la dica. Sì. C'è anche questa componente. Sì, però io penso che un docente capisca se hai anche banalmente letto e capito quello che lui ha Sì, è spiegato vero. in una No, lezione. è vero, hai ragione. Cioè, se ti Hai fa ragione. 5 domande e di 5 domande tu non sai neanche spiaccicare una parola, Sì, vuol no, dire dai. che non hai proprio aperto il libro. E Ci in quel sta. caso per me Sono d'accordo. sei insufficiente. Sì. Anche se riesci a dirmi una frase vuol dire che comunque hai aperto il libro. Un minimo. Un minimo. Un Un minimo minimo. c'è stato un po' di sforzo. Sì. Ecco. Sì. E chi si sogna come me gli esami di maturità? È normale come cosa? O ho un disagio io che mi dovrai risolvere appena ti laureerai? Allora, sognare è una cosa normale. Ma sogno proprio Normalizziamo. realisticamente. Il sogno della maturità o comunque degli esami è una cosa piuttosto comune, nel senso che è un modo che ha il nostro cervello di riproporsi in una situazione, stimolo che abbiamo vissuto come stressante, perché magari nella quotidianità stiamo vivendo un'altra situazione particolare e il cervello dice aspetta, io questa cosa l'ho già sì. vissuta, sì, io questa cosa l'ho già vissuta, quindi gli faccio comprendere, se noi ci diamo un'attribuzione positiva, gli faccio comprendere che gli strumenti ce li ha, che quella volta ce l'ha fatta, ok? Quindi può darsi che il cervello la riproponga in questa maniera, se vogliamo dargli questa lettura, ok?
Nel momento in cui ovviamente il sogno arriva a essere invalidante, lo sogno ogni sera per un Ok, periodo, no, sto sì. male, lì mi devo rivolgere da un professionista perché vuol dire Ok. che sta cercando di dirsi qualcosa Sì, di sì, impattante sì. e può succedere anche questo. Però sai che non ho mai guardato, non ho mai notato sta cosa, se sogno l'esame nel momento in cui magari sono particolarmente agitata essere, nella vita può o essere. devo fare... Perché il nostro cervello è una macchina perfetta. Ah, beh, certamente. Almeno, cioè, beh, ma tu sei certo. tutta perfetta, non solo il cervello. Cioè, noi comuni mortali abbiamo solo il cervello di perfetto. Tra l'altro, ragazzi, vogliamo un attimo notare i capelli di Irene. Parentesi, la tra novità. parentesi, la novità è che sono tornata al mio colore naturale. Esatto. E quindi non è per carità un castano, è un castano chiaro. È un biondo scuro. Però che vicissitudini, Che dici tu? Sì. Mamma, non ne Beh, per te potevo era più. diventata un'ansia girare con No, per me era diventato un disagio. Sì. Io ho vissuto lo stesso disagio con i capelli alla pari dell'acne. Ok. Certo, perché riguarda l'esposizione verso Sì, l'esterno. sì. Il giudizio Il sociale. giudizio Il sociale, giudizio. esatto. Andiamo lì. Cioè io nell'ultimo periodo, se dovevo andare da qualche parte che non intendo al supermercato o a lavoro, che sono comunque bene o male luoghi dove vado ogni Comuni. giorno e fine, però se avevo un evento particolare mi sentivo a disagio per i capelli. Sì, perché vuol dire che non eri a tuo agio. Ma assolutamente. Ma perché i ragazzi miei ce ne sono state di storie da raccontare. vicissitudini. Diciamo che ero arrivata al punto di far fare a Mattia la tinta. Mattia mi ha fatto la tinta. Pensavo dicessi, ero arrivata al punto di far fare solo a Mattia Ciaccoette. Quello mai! Quello mai! No, però gli ultimi episodi che abbiamo registrato di Ciaccoette, io non mi sentivo al 100% di me A tuo stessa. agio. Però lo stesso sei performata in maniera perfetta. Sì, perché ho detto Sì. devo essere perfetta, Vedete, anche di fronte a una situazione particolare si deve trovare il modo per forza. per essere performanti. Hai ragione, ma è così, è la verità. Perché può essere. Può capitare a tutti di non essere sempre al 1000 per 1000. Ma adesso io voglio farti una domanda. Io vedo... Cioè, è brutto. Non è brutto, è strano, però io vedo la persona, la figura dello psicologo come una persona che non soffre mai di ansia. E invece... Non è così. Ma immagino, però la mia testa ragiona così, perché uno psicologo, diciamo, ci sono psicologi che si rivolgono ad altri psicologi perché soffrono magari di un qualcosa, perché io dico, cioè, la mia testa da ignorantissimo, io dico un psicologo sa come affrontare magari una sua paura, un suo disagio, ma non penso sia così, cioè nel senso... Allora, lo psicologo sa affrontare una sua ansia, un suo disagio, una paura se ha fatto un'analisi su se stesso, ok? Se ha imparato a conoscersi, perché un conto è imparare a conoscere la mente dell'altra persona che si presenta di fronte a noi, un conto è conoscere la propria. Quindi è difficile mettersi in autoanalisi, ok? L'autoanalisi la si fa meglio quando una persona ci guida in questo, ovvero un altro professionista. Poi, rispondendo alla domanda che mi hai fatto, come fa lo psicologo andare da un altro psicologo, avviene e si chiama supervisione. Ok, c'è proprio un nome a questa Si chiama cosa. Ok. supervisione ed è una cosa che si fa regolarmente. va fatta- Regolarmente? Sì, perché può succedere che magari, che ne so, viene un paziente, porta un vissuto particolarmente forte per quello psicologo, li attiva dentro una serie di meccanismi o di difficoltà, il luogo verso cui depositare queste difficoltà e ragionarci sopra si chiama supervisione. Ma pensa. Io non la sapevo sta cosa, però vedi, cioè che ha una caratteristica specifica, un nome specifico non questa pensavo. cosa. Ed è Quindi è fondamentale. quasi, tra virgolette, obbligatorio? Non obbligatorio, Ok. credo che dopo con l'expertise Sì. che uno psicologo acquisisce col Sì, tempo sì. riesca a destreggiarsi, però può sempre succedere di avere bisogno. No, effettivamente è sicuramente utile. Cioè, certo. non lo metto in dubbio assolutamente. Tu hai ancora ansia adesso che fai anche esami universitari, soffri di ansia A dire o il sai vero, gestirla? Sono tranquilla. Sei tranquilla? Sono tranquilla. Ma secondo me è perché ti piace quello che stai studiando. Bravissima, infatti stavo per dire questo. Non è detto per me. No? Io non sono d'accordo con voi. Perché anche se ti piace, l'esame che affronti ti viene l'ansia per la paura di fare meno di quello che magari tu ti aspetti di fare.
È vero, però Ok. allora secondo me bisogna partire pensando non devo arrivare a un risultato preciso, Ok. devo arrivare a voler passare l'esame, senza avere magari in mente un voto o un Speci- giudizio finale. Ok. A me ha aiutato molto questa cosa qua. Ah, ok. Cioè non pensare voglio uscire con tale valutazione per avere tale media, ma dire ho studiato, poi vada come vada, ma voglio passare l'esame. Ok, quindi questa la possiamo definire un po' una tecnica per allenare l'ansia? Anche. Hai qualche altra tecnica? Allora, per allenare l'ansia, sicuramente se dobbiamo pensare allo studio, Sì, Sì, deve partire, certo. si deve partire dal metodo di studio, ok? Che ne avremo da dire? Nel senso che non dobbiamo andare a studiare per la prestazione immediata, dobbiamo Ok. andare a studiare per la prestazione a lungo termine. Cosa significa? Eh. Se io studio per la verifica in quel momento, per il compito in quel momento o per l'esame di quel momento, succede che posso anche farcela, ce la posso fare, però che cosa avverrà? Siccome il programma che studiamo è più o meno quasi tutto connesso, succede certo. che quello che abbiamo studiato lo tenderemo a dimenticare perché non si forma una traccia amnestica così solida tale da far sì che in un secondo momento, quando vado a riprendere il materiale, me lo ricordo. Ma questo è quello che succedeva sempre a me, infatti. Cioè, io non sto scherzando, se tu mi chiedi una qualsiasi della quinta, no, non solo della quinta superiore, di tutte le superiori, io non te la so dire. Perché si vede che magari hai studiato per la prestazione, non lo so. Io ovviamente. studiavo in vista della verifica. Prestazione immediata. Sì, sì. Però io adesso qua ti faccio una domanda, amore. Cioè, tu... a me? Sì. Tu studiavi? Sì. Cioè, nel senso, a casa, tornavi a casa e studiavi? Sì. Non ascoltavi in classe? Quando Sì, l'insegnante... ascolta, Sembra allora, un po' un giudizio. allora io ascoltavo anche in classe, ma non mi serviva quasi a niente ascoltare. È vero che chiacchieravo. Ok, sei ciaccolona. Te ieri ciaccolona. Sì, ero ciaccolona e la Vale lo sa perché ci Lo facevamo so, di quelle lo so. chiacchierate, ragazzi, che non vi dicevo neanche. Poi ogni tanto Irene bisognava dire Irene basta perché ci guarda. È vero. Ah, vedi, allora io non ci credo che tu, cioè, su una percentuale ascoltavi in classe quanto? 40? No, dai, 60. Superiamo la soglia della Però 50. sapete qual è la grande cosa di Irene? Sentiamo. Che ha secondo me un doppio udito, nel senso che utilizza proprio entrambe le orecchie, cioè non è che gli va dentro da una parte e gli esce dall'altra. Ok. Lei presta attenzione a una cosa e se nel mentre fa una cosa e ne sente Sì. un'altra, lei la sa. È vero! No, Lei è la sa. vero, Io quello è vero. ricordo sempre questo, lei la sa. Quello è vero. Tipo, magari anche se se stavo chiacchierando con te, magari se la professoressa mi faceva una domanda, e gli potevo anche bene o male rispondergli. Infatti si salvava sempre. Arrancavo, te per ti carità. salvavi? No, perché non sempre. Allora ragazzi, è giusto parlare anche di questo. Certo. Io quando un professore mi richiamava, boom, rossore. Ah, mi Attivazione. ricordo, amo, mi Te lo ricordo. ricordi? Attivazione, quindi anche se io dicevo sì, Cavolo. ho ascoltato e poi mi dicevano cosa ho detto? Attivazione, boom, Me lo rossore. ricordo, tu diventavi veramente rossa come un Rossa peperone. come un In che senso attivazione? Si chiama così? Nel senso che avviene proprio un'attivazione, sì, Ah. il nostro corpo dice oddio, cosa è successo? Sì. La professoressa mi ha richiamato, non Allerta. so rispondere, il corpo si prepara perché dice oh mio Dio. Perché sai che stavi facendo qualcosa che non Perché andava? esatto, Ok. e quindi ti trovi sì. che la tensione aumenta, la sudorazione a volte Ah, aumenta, quella beh. lì soprattutto, e quindi questo avviene. E secondo me questa cosa era molto rischiosa nel momento in cui copiavi nelle verifiche. Certo, infatti mi ricordo una volta compito di francese alle medie e non mi ricordo cosa stessi facendo di preciso, forse Ok. aiutando qualcuno o forse copiando qualcosa di qualcuno perché succede a tutti, no? Beh, guarda, Ecco. grazie Mi a Dio ricordo- esistono i bigliettini. Esatto, che la professoressa mi aveva detto Valentina E io tu? sto Valentina, non so se penso vediate il rosso qua. Così, cioè il mio viso che io ho la pelle chiara ero Chiara? diventata così. E mi ricordo che la professoressa mi aveva detto Valentina è inutile che menti perché ti si legge in faccia. Non me lo ricordavo. Disastro. Col tempo però ho imparato a gestire questa Bisogna. cosa. O ti riempivi di un fondotinta completamente bianco che Però allora... non mi truccavo allora. Però potrebbe essere un modo. Sì.
tipo età vittoriana, no? Tutta completamente bianca. Esatto. E quindi tu, come tecnica, studiavi a casa e... No, io secondo me avevo proprio un metodo di studio sbagliatissimo. Ovvero? Nel senso che io, secondo me, studiavo, non dico a memoria, ma quasi. Imparavo le sbagliato. cose a memoria, perché io leggevo una volta, bene o male non capivo un ok? Però continuavo a ripeterle finché non le sapevo a memoria. Tant'è no. vero che poi facevo la verifica / interrogazione, quello che era. E tempo massimo, e non sto scherzando, 2 settimane. Non le sapevi più. Basta, tu mi chiedevi una qualsiasi cosa, io non sapevo più niente, perché ovviamente nel frattempo avevo dovuto imparare a memoria altre cose. materie, esatto. Sai qual era il E guaio c'è forse? Che non riuscivi a connettere le conoscenze nuove a No, quelle precedenti. ma perché zero! Il cervello ha bisogno di un certo periodo di tempo Ma normale zero? di acquisizione. Infatti lo studio funziona meglio quando distribuiamo il materiale, Sì. lo riprendiamo. È Sì. un lavoro enorme, perché è un lavoro enorme, Sì. però alla fine, pensando alla maturità che è il nostro argomento, arrivi preparato. Sì, hai ragione. Arrivi preparato. Quello è. Ma io mi portavo anche avanti, non è che studiavo tutto magari il giorno prima. Però se imparavi a memoria. Sì, non risolvevo niente. No, io invece ascoltavo molto l'insegnante, tornavo a casa, magari leggevo, però io procrastinavo e mi rileggevo la sera perché ero comunque sicuro di aver ascoltato durante le lezioni e quindi ho detto vabbè, sai che cosa, mi leggo qualcosa la sera così almeno leggendo dico questo l'aveva detto l'insegnante in classe. Questa si chiama memoria uditiva. Secondo me sì, io non ce l'avevo. Tu hai la visiva forse. Sì, lei O ha il anche, contrario. sì, perché ad esempio io metti caso che io studiassi una pagina di libro, mi ricordavo esattamente in che punto della pagina E era. questo me lo ricordo. E anche se pensi quando guidi, tu sai bene come fare. Ah, sì, Si chiama memoria visiva. Nel senso delle strade, Le dici? strade dove Sì, orientarti, sì, quella sì, è una sì. capacità tua. E Anche invece? quando sono in giro, in viaggio, mi destreggio, nel senso che mi ricordo che adesso devo andare a destra, poi a sinistra, eccetera. È vero, sì, in effetti tu sei brava a orientarti perché hai questa memoria Quindi visiva. io ce l'ho visiva. Visiva e lui probabilmente ce l'ha uditiva. Il contrario. Bene, quindi ci compensiamo. Infatti. Pensate in maniera perfetta. E te invece? E te invece? Io visiva pochissima. Infatti Poco? mi perdo sempre Sì. per le strade. Allora ragazzi, io solo per venire qua fatevelo dire, ho fatto 2 o 3 volte la stessa strada finché loro hanno visto la mia macchina e mi hanno detto pronto Valentina, E ti sì che vediamo. ti avevo fatto il E sì disegnetto. che mi aveva fatto il disegno Con la freccia. E sì che eri anche già venuta. già venuta qua. Mi ricordavo solo il colore della casa, però Sì, il traffico. Esatto. Ma quindi tu quando studi ascolti molto l'insegnante? ascolto molto l'insegnante e funziono anche di apprendimento scritto, cioè io sono proprio un come si chiama, uno scriba. Oddio. Monaco scribacchino. Monaco amanuense, esatto. Quindi tu sei una di quelle perfettine che si faceva le No, cornicette. no, la perfezione è proprio io. La cornicetta, se la maestra ci diceva cornicetta fatta di 2 quadratini, la facevo apposta di 4. Ok. Perché mi dava fastidio tutto ciò che era. Infatti, disegno geometrico, non so se ti ricordi, io ero una frana. Una frana. Ah, ok, quindi scrivi e frase. basta, giusto per dire. Scrivo, ripeto, scrivo, E chiudo il memorizzi libro, ripeto, così. e così. Lei mi sa di una che faceva le cornicette, che era tutta ordinatina. Ma No. No? se guardi i miei guarda, tutti mi hanno sempre preso in giro perché avevo i quaderni che sembravano fatti da una gallina. È vero che tu comunque hai una scrittura del Pippio, E sempre peggio perché ovviamente non scrivo più a mano. Quelle rare volte che mi tocca scrivere a mano e poi lo vedrai nel Ciocco Gioco che vabbè, no spoiler. Spoiler. Gli ho scritti i bigliettini a mano. Vedrai la scrittura. Ma perché la scrittura comunque cambia nel corso del tempo, Sì, ma è cambiata proprio drasticamente in peggio, Ma pensa. Sarà perché non scrivo più a mano. Sì. E non sono più abituata, capito? Te hai una bella scrittura invece. Grazie. Anche te, voi avete una bella scrittura. Perché non la- Perché noi siamo... Ecco, vedi, abbiamo trovato una cosa su cui non è perfetta la la scrittura. L'unica, forse. Ascolta Vale, ma secondo te, spieghiamo meglio nel dettaglio, magari se tu da psicologa lo sai, perché studiamo e poi ci dimentichiamo tutto? Ritorniamo nello stesso quello che abbiamo appena detto adesso, cioè studiamo per la prestazione immediata, È quello. solo che il cervello ha bisogno di calma, quindi la prestazione immediata non riesce a farsela andare bene.
ok? Perché se studiamo per la prestazione immediata succede che dopo poco le cose le dimentichiamo e non abbiamo il tempo di acquisire le conoscenze, nel senso connettere quelle nuove con quelle precedenti. Sì. Quindi che cosa c'è nel cervello? Un marasma. Marasma. Mhm. Un marasma. Un Non casino. c'è ordine, non c'è connessione, quindi il cervello non sa da dove andare a prendere. È per ok. questo che a volte, come dire, c'è il famoso vuoto. Il famoso Sì. vuoto deriva da questo, ma perché fondamentalmente nel cervello c'è un vuoto, perché una connessione non è mai avvenuta. Non è mai avvenuta. Non è mai avvenuta. E sta lì, secondo me, in parte, se devo fare una critica agli esami della maturità, che durante tutto il periodo scolastico tu cosa fai? Studi le materie a compartimenti stagni, perché tu studi italiano, studi matematica, storia, eccetera. Questo è giusto, è Dopo? una giusta osservazione. Alla maturità, chissà perché loro decidono che tu devi fare i collegamenti. vero. Ma se non mi hai mai abituato a A fare i farli. collegamenti. No, questa è una cosa verissima, infatti spero che sia migliorato il metodo di studio anche Vero? proprio dei professori. Perché mi viene da dire che di bello, non so se poi magari lo toccheremo anche come argomento, però di bello è che la scuola superiore media ha il fatto che è un contesto, come dire, supportato, cioè un Sì. contesto guidato, che a me Certo. piace definire contesto protetto. Ok. Perché comunque hai una classe, hai degli insegnanti, i professori ti fissano le verifiche, Sì. quindi tu, diciamo che sono gli altri un po' che ti gestiscono il tuo apprendimento, ok? Cioè come arrivare all'apprendimento. Quello è. Esequeo. Ok. Sì. Certo. Ma domandona. Allora, tu hai un tuo metodo di studio, ok? È Immagino, vero? ovviamente. Ognuno ha il Allora, suo. ognuno ha il suo, però se davanti ti trovi una persona che ti viene a dire io vorrei studiare, ma ho confusione, non ho un metodo di studio. Tu, da psicologa o comunque da persona che studia tanto, perché stai ancora facendo un sacco di esami, prova a dare a chi ci sta ascoltando 2 esempi di metodi di studio che potrebbero magari provare. Allora, mi viene da dire in primis la ripetizione distribuita. Ossia? Dato, non lo so, facciamo un esempio, 50 pagine da studiare, Ok. inizio a dividere, prendo la mia bella agendina e mi dico, ok, oggi giorno tal dei tali studio 5 pagine. Ok. Ok? Sì. Lentamente in questo modo prendo familiarità con quello che vuol dire anche memorizzare, con quello che vuol dire approcciarsi allo studio. Però Ok? cosa faccio? Leggo e ripeto? Allora, parto con la lettura, parto con la sottolineatura, Ok. però bisogna stare attenti a non confondere la rilettura, la lettura con un metodo di studio, perché non lo è. Nel senso che a livello cognitivo è comodo perché sembra che ci stiamo impegnando su qualcosa, ok? Poi in realtà nel momento in cui andiamo a sottolineare, chiudiamo il libro, cosa ricordiamo? Poco niente. La stessa cosa è l'evidenziare va bene, ma se poi è finalizzato a una ripetizione di quello che abbiamo evidenziato. È Cioè vero. se noi sottolineiamo le cose importanti col colore giallo, quelle cose importanti non è il colore che me le fa tenere in mente. Sì, è vero. Può essere anche il colore per appunto un discorso di memoria visiva. Per però chi se ce io- l'ha. Per chi ce l'ha. Però se io non lo ripeto... Buoninotti resta lì nel Buoninotti. libro e fine, Sì, giallo. no, colorato. in testa. E un altro metodo mi viene da dire che è il recupero attivo, cioè date le mie cose da imparare, cerco di simularmi un po' una situazione d'esame, Ok. O di Ah, verifica. ok. Quindi mi preparo delle flashcard, mi preparo delle domande con le risposte a completamento, questa è Ok. una cosa che io facevo, cioè mi scrivevo una frase, mettevo oppure un argomento e mi mettevo degli spazi vuoti Ah, ok. che io dovevo inserire. Questo Ho mi capito. aiutava a memorizzare. Ho ok? capito, sì. A me viene da suggerire questi 2 metodi. Ma sai che io avevo un problema. Mi vergognavo di studiare a voce alta. No, non è che ti vergognavi, ti vergogni tuttora ogni tanto, Sì, se devo fare qualcosa a voce alta, non riesco. Ma perché c'è qualcuno in casa? Sì, E se non c'è nessuno a casa? riesco. Torniamo sempre al primo argomento, il giudizio sociale. sempre lì te O un po' dici? di ansia di valutazione, magari pensi, che ne so, quando studiavi, se questa cosa non la dico bene, magari la mamma la sente e può chissà essere. cosa mi dice. Può essere, può Può essere. essere un po' questo. Infatti io avrei sempre preferito studiare, ripetere le cose a voce alta. Perché ti ascolti anche Bravissima. nel mentre. E lo facevo quando ero a casa da sola.
ma ovviamente non ero quasi mai a casa da sola. Certo. E quindi mi toccava studiare, ripetere dentro di me, ma non ti ascoltavi. Non mi ascoltavo. Infatti un valido aiuto potrebbe essere anche la registrazione. Lo so che fa strano ok. sentire la propria voce, questo è valido per tutti. Sì, Tutti ci sì, straniamo un sì. po' finché non prendiamo confidenza, perché la voce, ma credo valga per tutti, quando la sentiamo noi parlare sentiamo in un modo, Sì. poi da fuori è un altro, Sì. no? Certo. Quindi noi abbiamo Sì. familiarità con la voce che sentiamo dentro di noi. Però la registrazione ci aiuta a comprendere anche dove mettere i punti di domanda, i È punti vero. esclamativi, cioè capire dove prestare più attenzione e dove modificare. Quindi dici, studi, ripeti e mentre ripeti ti registri. Mentre ripeti ti registri. Così poi te lo puoi riascoltare Sì. magari in bus, Sì. in treno, eccetera. Esatto. Io a volte facevo anche questo, cioè mi registravo, magari ovviamente come dici te, in bus non è che ti puoi mettere là a parlare, a dire no. chissà che cosa, mi riascoltavo e dicevo ok, Ok. come se fosse una sorta di qualcuno che me le ripetesse. Sì, Ok. sì, audiolibro diciamo. Audiolibro. certo. Libro fai da te. Fai da te, esatto. Io avevo avuto un periodo alle superiori, mi sembra, che mi ero invasata con la corsa, mai averlo fatto, vabbè. Ah. E quindi avevo meno tempo per studiare. Certo. E come facevo? Mm. Facevo quello che hai I appena tuoi detto. podcast. Mi registravo, ok, l'argomento, quindi mi aprivo il libro, mi leggevo i paragrafi che mi interessavano, li registravo e me li ascoltavo mentre correvo e così utile. studiavo. È utile. È valido. Ed effettivamente qualcosa mi ricordavo Certo dopo. che ti ricordavi. Perché sai qual era la cosa bella? Che abbinavi l'esercizio fisico Ah. alla registrazione. E quindi ti stimola, dici? Stimola, sì. Ah, ecco, stimola. ma vedi? Mamma, è un... Cioè, senza che nessuno me lo dicesse, Pensa. mamma, Stimola. che tremenda. Io posso consigliare un terzo metodo di studio che mi certo. sarebbe piaciuto a me avercelo. Allora, adesso Sì. c'è ChatGPT. Sì. Ok? Sì. Secondo me potrebbe essere molto utile. Sapete che si può anche parlare con Sì, ChatGPT. sì. Ok, Sì. utilizziamolo in maniera intelligente. Si può informare ChatGPT sull'argomento che si deve studiare Vero. e dopo parlarci e chiedergli se lei o lui, non si Non sa se si è un sa. maschio o una femmina, che ci faccia da insegnante, A mo' da di docente a mo' di interrogazione. ci Allora, utile, Mhm. bello, intrigante, perché Diverso. diverso perché permette di personalizzare. Però una mia raccomandazione che mi sento di fare è non andiamo mai a sostituire l'elemento umano. Sì. No, con certo, l'elemento artificiale. assolutamente. Però secondo me potrebbe essere interessante Però potrebbe per essere utilizzarlo in maniera interessante, sì. intelligente. E anche per prendere familiarità con lo studio. Ah beh sì, sì, Esatto. perché alla fine simuli per quanto Simuli, possibile, simuli, diciamo, sì. un'interrogazione. Certo, Ottimo, no, anche perché in realtà adesso, ragazzi, io so che ci state ascoltando, io lo so che lo utilizzate per chiedergli di farvi i compiti a casa o di risolvervi il problema, furbazioni. la cosa di algebra e via Sì. dicendo. Però forse non è proprio il metodo giusto. Però io questo. sai che forse ne avrei abusato se ce Ieri l'avessi tu avuto. sicuramente. Tu sì. Anche perché se già copiavo come una disperata, Sì. figurati. Però sai che a me piacerebbe sapere, cioè, è cambiato, non è da tanto tempo che ho finito scuola, vorrei sapere ma- quali sono i metodi per copiare ma tu oggi. aspetta che tra qualche puntata arriva. Oh, spoilerone! Ne parleremo. Mi sa che Stay tuned. avremo come ospite, ragazzi, probabilmente mia cugina che sta e dovrà affrontare gli esami. Maturità. Esatto. E quando li finirà, che avrà un po' più di tempo, la inviteremo qui Bene. e ci faremo dire innanzitutto come sono andati sti cavolo di esami di maturità. Giusto, perché qua parliamo, però poi vogliamo vedere nel concreto. Infatti. E dopo vogliamo anche capire come si copia adesso a Esatto, scuola. come si copia, sì. Come Perché si guarda- sono evolute le tecniche? Lo scopriremo. Anche perché noi avevamo le nostre di tecniche, ma sicuramente si sono... Beh, io ne avevo di No, tecniche. Lirene. Beh, tu avevi, cioè, se tu potresti scrivere un libro. Io potrei scrivere un libro. La miglior tecnica in assoluto, però se posso dare un consiglio Vuoi, io vuoi. adesso. Dai pure. Lo sconsiglio della Irene. Praticamente la Vale è l'angelo in questo... Sì, in io questo... sono l'angelo. Il diavolo. Io il diavolo. Cavolo, vedete le corna?
Praticamente io mi scrivevo completamente tutte le braccia. Si tatuava. Sì. E tutte le gambe anche. Poi mi sedevo Le gambe, cioè. sul banco. Sì, anche le gambe. Anche le gambe. E poi? Sì. Poverello. È vero, non sto dicendo balle. Mi sedevo sul banco, ovviamente la cosa da fare è portarsi una sciarpa. Lei è la regina delle sciarpe. Sì, assolutamente. Ti imbardagoli. Guardagoli. Come si traduce? Ti copri. Ti copri con la sciarpa e così nessuno vede niente. Se c'è necessità ti tiri sulla manica, ti tiri sul pantalone e copri. E Quando via. uno fa domande del perché vi tirate su tutto, chiedete a Lirene. Perché fa caldo. Fa caldo. Ascolta Vale, sono curioso di sapere una cosa, perché io purtroppo l'università non l'ho fatta e neanche la Irene. Quanto sono diversi gli esami universitari, che sono tanti, rispetto a quelli di maturità, a quello di maturità? Allora, mi viene da dire che gli esami universitari richiedono più gestione, ok? Nel senso che ovviamente per ragioni, ovvie ragioni, il materiale è molto più vasto. Ovvio. Sì. E ovviamente non lo dico per spaventare, però si È tratta la di verità. libri interi, quindi mi viene da dire in primis la gestione è importante. Poi è importante anche una consapevolezza di sé, delle proprie anche, dei propri limiti, dei propri punti di forza per approcciarsi allo studio e anche una buona organizzazione. Mi viene da Soprattutto, dire. Una buona secondo me. organizzazione del materiale, una buona organizzazione del tempo. Quello è soprattutto importante. Del tempo. Tra l'altro tu hai toccato un argomento prima, ovvero la procrastinazione. Sì. Mi viene da dire che bisogna stare un attimo attenti alla procrastinazione. Mi sa di sì. Io lo facevo solo con lo studio, però, perché adesso col lavoro mi viene male se procrastino. Sì, è vero, hai ragione. Ma- Perché la procrastinazione, appunto, bisogna porci un po' di attenzione perché spesso viene confusa con la pigrizia. Non è pigrizia. No. Ok? No, non Allora, è. in alcuni casi può essere anche pigrizia perché voglio dire, Sì. ci sta a tutti, no, che in alcuni giorni non Sì. abbiamo voglia di studiare, anzi, è la normalità. Esatto. Bene, perché abbiamo anche tanto altro che ci frulla per la testa, il voler andare a fare l'aperitivo con l'amico, il voler che andare è a fare sicuramente sport, più interessante. che è sicuramente più Mamma interessante. mia. Però qual è il fatto? Che spesso la procrastinazione è una strategia di evitamento emotivo, nel Ok. senso che magari noi procrastiniamo, che ne so, quell'esame perché per noi è tanto difficile, quindi che cosa instaura la procrastinazione? Un circolo vizioso, nel senso che la situazione mi fa paura, l'esame mi fa paura, lo evito, quindi oggi non studio, il tempo si stringe Sì. e quindi dove mi ritrovo di nuovo quando me ne rendo conto? Al punto di partenza, cioè mi trovo con ancora più agitazione, Sì. con ancora più ansia. Perché manca Ah, sempre mamma meno. mia, ma se è vero, mi hai ricordato proprio quando avevo quelle verifiche, quelle interrogazioni che procrastinavo e mi ritrovavo alla fine È che... vero. Con le mani in Infatti, mano. Sì, perché ci sono delle materie dove, come vi dicevo prima, per me era necessario leggere perché ascoltavo in classe, ad esempio, io matematica. grande Per me- piaga dell'umanità. Sì, matematica. Io sono consapevole che matematica bisogna ascoltarla in classe quando spiega, ok? E stare soprattutto attenti. Però io non riuscivo perché era proprio una materia che... Ma neanche E io. procrastinavo, mi trovavo alla fine, come dici tu, magari alla sera alle 11 Sì. che dovevo fare i problemi o quello che dovevo fare a casa, ma non sapevo da dove partire. Sì. Io Perché avevi sai- procrastinato troppo. Esatto. Io ne ho fatte tante di ripetizioni di matematica, ma tante. Anch'io. Tante. Comunque c'è un modo per affrontare la procrastinazione, ovvero partire dalle cose più semplici. Cioè, ad oggi mi do un obiettivo di studiare 5 pagine, 2 pagine e quello lo devo portare avanti ogni giorno. Che almeno ti sblocca. Che almeno ti sblocca, perché almeno che noi non decidiamo consapevolmente di voler arrivare all'esame impreparati, che quello è un altro conto, quello è un altro conto, però se vogliamo arrivare preparati, dato che abbiamo una maturità di fronte, Sì. bisogna imparare a gestire il tempo. E mi viene da dire che è meglio farlo in un contesto protetto, come dicevamo prima, che è quello della maturità, quello insomma della scuola superiore, piuttosto che all'università. Cioè alleniamoci prima Sì. a gestire il tempo, sbagliando anche, perché è anche la normalità, in modo da arrivare all'università, che sono esami un poco più complessi, un poco più lunghi, E non ok? hai nessuno che ti E sta non hai- dietro. bravissima, non hai nessuno che ti scandisce le scadenze e tutto, con un po' più di preparazione. Poi è la miglior gestione avviene nel tempo presente, nel Sì. senso che c'è anche quello da dire, però insomma
E se un esame ti va male, come si fa a non viverlo come una tragedia? Perché io li vivevo tutti come una tragedia, quelli andati male. Allora, tenendo in considerazione che gli esami andati male possono succedere, beh, come gli esami vanno bene, purtroppo. ed è normale, ci sono delle cose positive, delle cose negative, fanno parte entrambe della vita, entrambe della quotidianità e vanno accettate. Ovviamente possiamo parlare di esame andato male nel momento in cui ci abbiamo investito tempo, risorse, ok, energie. Se questo non è avvenuto, è inutile parlare di delusione. Sì, è vero, no, è vero. Ok, però come si gestisce? Non andando a trasformare quello che è un, tra virgolette, errore in un feedback riguardo la mia persona. Che è secondo me la cosa che capita più spesso. Sì, anche secondo me. Perché mettiamo un esempio, ok? La materia un po' tanto odiata, fisica, matematica, no. ok? Mamma mia. Abbiamo toccato i punti dolenti. Può Sì. succedere che una verifica va male, però se io mi dico non sono capace a fare quella materia, mi sto facendo una valutazione globale e pesante verso me stessa. Sì, ok? è vero, è vero. Difficile da digerire, perché se mi dico questa verifica è andata male, poi dico non sono capace, quindi mi va male anche quella dopo, perché poi c'è un po' il concetto di profezia che si autoavvera, cosa succede? Che io la matematica non la digerisco più. Mhm. Quindi in psicologia si parla molto di attribuzioni, cioè del modo in cui diamo un significato alle cose. Se io mi identifico in maniera negativa con un qualcosa che è andato male, che in realtà è la normalità, ripetiamo, va a succedere che alla fine mi identifico con quella cosa lì. Invece devo cercare di capire, mi è andato male l'esame, perché? Cioè, ho sbagliato il metodo di studio, ho gestito male il tempo, dobbiamo capire dove sta quell'inghippo per avere un feedback. Ok, su cui lavorarci sopra. Sì. Bisogna capire dove c'è stato l'inghippo. Dove c'è stato l'inghippo per renderlo un materiale lavorabile, malleabile. Sì. No, perché effettivamente, come dici tu, spesso ti capita di dire, boh, io sta materia proprio non sono capace, basta. Stufa e non ci provi neanche più. Esatto, però poi chi ti dice che poi nel contesto lavorativo la matematica ti torna utile? Non sta a dirmelo. Perché un conto è fare l'esame e non ti va bene e ok, ma le competenze, ragazzi, servono prima o poi nella vita. Prima o poi, quindi imparatele prima finché siete in tempo, lavorateci prima, sbagliateci prima per essere più preparati dopo. Allora adesso io ti faccio una domanda, Vale. Nella tua vita, o anche a te la faccio, anche a te Irene, il teorema di Pitagora ti è servito nella tua vita? Il teorema di Pitagora no. E ora? No, teorema di Pitagora. Questo non sono d'accordo con te. Però, matematica non sono d'accordo. Però, ad esempio, le proporzioni, le percentuali, eccetera, servono, ma io tuttora non le so fare, ragazzi. Tra l'altro... No, domande, No, sono curioso adesso. Dai, fai. Che domanda volevi fare? Ragazzi, ascoltate. Mattia, cos'è il teorema di Pitagora? Non di questa cosa, no! Base per altezza diviso 2. Ho detto giusto? Non diamo qua la soluzione. No! Non è base per altezza diviso 2. Non diamo qua la soluzione. Dai! Ti teniamo con il dubbio, cara mia. Ragazzi, scrivetecelo nei commenti. Esatto. No, che dopo posso essere ignorante, almeno dimmi se sono intelligente oppure no. È giusta? Base per altezza. Ah, non lo sapete neanche voi due. Bene, allora io Però allora questa cosa base per altezza diviso 2 l'ho già sentita. Non mi è nuova. No, per me è il teorema di Pitagora. Può essere, però mamma mia, che ignoranza. vogliamo. Ma perché sono ragazzi, sono conoscenze che poi non si riprendono queste. Ma no, esatto. Però ci sono due cose che secondo me dovete studiarvi di matematica, sono proprio le percentuali e le proporzioni. Sì, è vero. Il resto potete anche lasciarlo stare, secondo me. Beh, però voi non ascoltate le Irene, voi studiate lo Se stesso. dopo fanno economia non lo so. Vabbè, no. O ingegneria. No. Cosa serve studiare economia? L'ho detto una cavolata, serve invece. No, secondo me economia può servire. Ma sì che serve, ovvio. Era per scherzare. Era per fare la battuta. Fare la battuta. Mi aspettavo che mi diceste sì, ma infatti. E invece. Ascolta, bando le ciance e ciancio le bande. Ora di fare un sacco gioco. Dai, che non abbiamo un sacco gioco. Allora, qui ci sono dei biglietti, due situazioni, ti facciamo pescare. Tu devi dirci, da buona psicologa che sei, Non ancora psicologa, ci diventa quasi psicologa. in percentuale, visto che siamo in tema, quanto sei psicologa? Calcolacela bene però la percentuale. 89? Allora.
facciamo un preambolo, non si finisce mai di studiare. Vero, certo. sempre. Quindi io non mi posso dire arrivata. No. Ok. In tutto ciò. Non mi dirò mai arrivata, perché il bello della psicologia, per chi magari vorrà interessarsi a quest'ambito, è che le cose da studiare sono talmente tante che Non finiscono mai. certo. E il bello sta in questo, cioè ti mantieni sempre in quello stato di curiosità, perché sai che non sei mai arrivato, Ok. sai che c'è sempre una scoperta dopo Sì, da sì, sì, studiare. sì. Comunque, detto ciò, e pensando allora al percorso di studi in cui sono adesso, Sì. Solo percorso di studi. ok, siamo a un 70%. Allora! Di studio magistrale, perché poi ci sono tanti altri Ah, studi beh, sì. da conseguire, però al titolo magistrale siamo al 70%. Ma Bene. adesso stai facendo una specializzazione? No, adesso sto facendo tirocinio. Ok. E se uno vuole fare una specializzazione va dopo. Altri 4 anni, se uno vuole, di scuola di psicoterapia. Cazzaro. Oppure un master di secondo livello. Ok. Le strade sono infinite. Sì, sono infinite. Ok. Sì. O uno si può anche fermare a Sì, 5 sì, anni, dipende. È comunque uno psicologo a tutti gli Certo. effetti. Sì. Sì, stavo dicendo, pesca pure 2 bigliettini e vogliamo sapere io e Irene come reagisce il cervello a queste situazioni qua. Ok, allora Vai, prendiamo pesca. il primo e Vai. io vi voglio mostrare la scrittura dell'Irene. Tienili il microfono, Te lo mamma. tengo io. Sì, eccola qua. La gallina. Vedete? Sessione infinita. La gallina. Allora ragazzi, cosa parliamo? La sessione infinita predispone il nostro cervello a una situazione stressante in tempo prolungato. Sì. Ok? A uno stress prolungato. Che cosa succede? Lo stress è una situazione normale, comune. Sì. Segue una sorta di U rovesciata, ok? Si chiama curva gaussiana. Ah, ok. Nel momento in cui raggiungo il livello di stress dato dalla sessione infinita, perché sessione infinita significa un esame dopo l'altro, Sì. l'apice dello stress arriva in alto. Se questo non si abbassa, arrivo a una sorta di burnout. Ok. Questo è il pericolo della sessione infinita, cioè perdo di interesse per quello che sto facendo, cala la motivazione, cala la concentrazione. Perché? Perché non mi concedo delle pause, ok? Perché finito un esame ce n'è subito anche un altro. Quindi che cosa bisogna fare? Bisogna vedere la pausa come una necessità. Tanto come lo è mangiare il pane e Nutella. Buono. Per avere energie dobbiamo anche concederci delle pause come una necessità. Ok, non sentirsi in colpa perché magari quel pomeriggio Esatto. ti sei preso No, 2 ore. È anche la normalità, perché in una sessione estiva o invernale, ad esempio dell'università, gli esami sono tanti, sono più di uno, è normale, è fatta così l'università, e quindi bisogna permettere al nostro cervello di avere dei tempi di recupero, ok? In modo Sì. che questa curva lentamente si possa abbassare. Questo lo Sì, posso sì, fare sì. con le pause, col mangiare, col dormire E varie cose. Grazie del Testiamo il consiglio. secondo. Second one. Oh, cosa c'è qui? Confronto con compagni super preparati. Aia, questa è questa è tosta. Abbiamo della carne da mettere. Sì, Eh, abbiamo sì. molta Qui carne. abbiamo una bella carne. Allora, Capita a tutti? capita a tutti, però ci sono, secondo me, dei vari momenti in cui fare il confronto con i compagni, dei momenti in cui il confronto è sano e altri in cui lo è meno. Ok. Cioè, se noi durante la fase di apprendimento e di studio, ok, ci confrontiamo con i compagni, è utile perché possiamo aggiustare il nostro metodo di studio, possiamo comprendere cosa è un punto di forza, cosa è un punto di debolezza, aiutarci l'uno con l'altro. Però eviterei di farlo poco prima dell'esame, perché mi può predisporre a una quota di ansia. Ok. Sì. Perché è normale anche di fronte a un esame che Mattia sa meglio il teorema di Pitagora e Irene sa meglio fare le percentuali, ok? Sì. Se però Irene non sa benissimo il teorema di Pitagora, perché è un argomento che non gli va giù ed è anche la normalità, si predispone all'ansia. È vero, Ok, è verissimo. E all'ansia da valutazione e da prestazione che verrà subito dopo, perché l'esame è lì, soprattutto se è un esame orale anche, no? Ecco, sì. quindi Perché lì non puoi copiare, non hai i bigliettini lì. quindi eviterei il confronto con i compagni a ridosso dell'esame, però ne farei tesoro durante la preparazione. Ok. E devo dire che questa cosa però capita spessissimo, che nei 5 minuti prima della verifica c'è tutta la classe in tumulto e in sussulto. Perché si vuole cercare di recuperare tutto quello che non si sa Sì. in 5 minuti. Ed è impossibile, diciamocelo. Anzi, No, sarebbe però- meglio mettersi un bel paio di cuffiette, si ascolta un po' di musica, si sta tranquilli, o si chiacchiera, Ok. no? Sì, anche. Certo. Oh, senti tu un però. Il mio però è che io so che spesso il confronto avviene anche post.
Ah, perché parliamo anche del post. Lì c'è tanta tensione. Purtroppo c'è anche il post che secondo me quello è tossico però come confronto. Sono d'accordo, può essere tossico, perché ragazzi, cioè comunque noi che ne sappiamo, se quel ragazzo, ok, il nostro amico ha preso, adesso i voti vanno da 1 a 10 per le superiori, sì, vero? sì. Sì. Se prende 9,5, ok? Voto bellissimo, bello. ok? Tu hai preso 7, ma tu che ne sai di quello che ha vissuto lui o lei per arrivare a quell'esame? Cioè chi ti ha detto che magari ha avuto una quota di agitazione tale da poi è riuscito a performare bene lo stesso, ok? Ma che ne sai tu del vissuto che stava prima? Il problema è che si autorispondono dicendo magari ha avuto una botta di... Allora, a volte ci sono anche le botte di culo. Vabbè, quello è poco ma sicuro. Sì, però magari non dirgliela a quella persona lì, hai avuto Esatto. solo una botta di Non va perché... detta perché appunto noi non sappiamo cosa ha passato quella Esatto. persona prima per prepararlo, quanto tempo ci ha impiegato, magari noi, voglio dire, abbiamo preso un voto più bello o più brutto di lui, ma la preparazione di ognuno è singolare, quindi Sì. fare il confronto post non è utile, anzi, un metodo per misurare i nostri voti, le nostre prestazioni è il confronto con i nostri progressi, cioè vedere quanto nel tempo siamo riusciti a migliorare vero. e dove siamo riusciti a migliorare e farne tesoro. Che è una cosa E che non si ricordarselo. fa mai in realtà. Esatto, non si fa mai Perché ti confronti sempre solo con gli altri. con gli altri e con il negativo, cioè su È vero. quello che non hai avuto, su quello che non hai acquisito, su quello che ti manca. Esatto, invece bisogna confrontarsi con se stessi. E Con col se proprio stessi. miglioramento. Sì. Certo. Perché ma è anche l'unico vedi. metodo di misura valido, perché è attendibile, perché è su di noi. Sì, Oltre a sì. essere valido è attendibile. Però sono cose che effettivamente non ti vengono spontanee Non da vengono- fare. Però se noi ci abituiamo a volerlo fare, Ah sì? ecco, l'università secondo me in questo aiuta molto. Ah sì? Secondo me sì, nel senso che siccome è un percorso molto individualizzato, alla fine è comune perché una serie di studenti hanno un programma in comune, però è individuale perché sei tu che ti studi, non hai più sì, un sì. contesto classe di 30 ragazzi, quindi è stretto e piccolo, è molto Infatti è tosto. vero, secondo me lì non c'è il confronto con gli altri perché ci sono delle classi enormi all'università e quindi non conosci tutti, non te ne frega niente, preferisci pensare Esatto. al tuo, vero? Esatto, bravissimo. E un'altra cosa è che i docenti ragazzi non si ricordano di noi come Quello è quello. Cioè, infatti io quando ho iniziato l'università una cosa che mi aveva fatto un po' strano era la freddezza che percepivo. Non lo dico per spaventarvi, ma perché ditemi voi come si fa con un'aula di 200 studenti sapere il nome di tutti. Ma io l'ho sempre No. immaginata che i docenti fossero freddi perché, cioè, 200 persone ogni volta. Poi però vi devo dire la verità che quando vi avvicinate magari al lavoro di tesi, quindi la professoressa vi inizia a conoscere di più, vengono fuori anche dei buoni rapporti col professore. Sì. Sì. Se il professore vede che comunque c'è passione Si dietro. vede che c'è passione, se è volenteroso lui di approcciarsi allo studente. Esatto. Sì, assolutamente. Ma Per me è ascolta, stato così, ad esempio. Ah, è stato così? È stato così ed è tuttora così. E ti anche stai adesso. trovando bene Sì, con sì, il mi sto professore? trovando molto bene col professore della tesi, professoressa. Professoressa? Ecco. Ma si può fare spoiler sull'argomento della tesi? Sì, si può fare Ah, spoiler. ok. Oh! Ah! Sentiamo. Si può parlare del titolo. Ok, sì, Allora, solo il stiamo titolo. studiando allora l'argomento, diciamo il fulcro sono i ragazzi dell'università che hanno DSA, quindi un disturbo specifico dell'apprendimento, Ok. e ADHD. Sappiamo che disturbo da deficit di attenzione e iperattività. Ok. Sappiamo che questi ragazzi hanno degli strumenti compensativi dispensativi a disposizione, quindi noi studiamo come questi strumenti compensativi dispensativi si legano all'intelligenza artificiale o non si legano, e se l'intelligenza artificiale può diventare uno strumento compensativo dispensativo e in che misura. Quindi abbiamo voluto renderla vicina alla realtà. Sì, all'attualità, certo, diciamo. moderna. Vabbè, quando la finisci sai che sei la ben accetta per Grazie, parlarne. volentieri. Certo. Anche perché può essere utile a qualcuno che magari... Certo. Vorrà Certo, studiare sì. psicologia. Esatto. psicologia. Ma poi un'altra cosa che esula sempre dagli esami, magari c'è qualcuno che sta pensando di intraprendere un Erasmus Bello, io l'ho fatto. e secondo me tu ne puoi comunque parlare in breve, ovviamente. In breve, sì. È vero ti che l'hai sei fatto trovata? anche tu! Ti ricordi quel gioco? Perché adesso c'è da dire anche questo, l'Erasmus non è solo felicità, l'Erasmus non è solo divertimento, è anche difficoltà. Io mi ricordo quella volta, non so se vi ricordate, primo mese di Erasmus, sono andata a Bilbao, primo mese di Erasmus,
Io in lacrime. Sì, Ve mi lo ricordo. ricordate? No, non me lo ricordo. In ma... videochiamata. sì, me lo mi Beh, ma perché ricordo. effettivamente In lacrime, ragazzi. sei distante da tutto Sei e da distante da tutti. tutti, sono partita da sola perché non avevo dei compagni di studio no? che hanno scelto anche loro quella destinazione, quindi ti trovi da sola in un contesto, in una città nuova. Poi, se è come il caso nostro, veniamo dalla campagna, non siamo abituati a prendere gli Sì, autobus, è non vero. siamo abituati a prendere, beh, adesso il treno sì, però, Sì. però comunque non è che fossimo così. Il tram, dov'è Non il lo tram fai qua? tutti i giorni. C'è No. qua il tram, la A metropolitana. Padova e basta. Beh, il qua tram. sotto casa mia c'è la fermata della metropolitana. Sì, certo. Capito. come no. Metropolitana padana. Sì. Quindi tutte queste cose nuove ovviamente avevano un po' spaventato, no? Poi mi ricordo che essendo un contesto, un'area nuova, io mi ammalavo continuamente, mal di gola, raffreddori. Ok. Non so se vi ricordavate, quindi questo ovviamente indebolisce anche il corpo, quindi sì. avevo lo stress fisico, avevo lo stress mentale, il primo mese è stato un Trac. incubo, oltre al fatto che la lingua è diversa. C'è anche quello da dire, anche perché bene o male tu lo spagnolo non è che lo Il sapessi. spagnolo non lo sapevo e non lo so tuttora perché sono voluta andare in un'università appunto a Bilbao dove facevano gli esami li facevano anche in spagnolo però anche in inglese. Il mio obiettivo era migliorare l'inglese Sì. perché sapevo che nella vita quotidiana una volta tornata mi sarebbe servito di più. Certo. Quindi mi sono concentrata nell'inglese. Comunque, a parte questa parentesi di difficoltà che è giusto fare perché Sì. non è solo divertimento, festa, allegria, felicità, No. è stata un'esperienza meravigliosa. Perché Consigliata. Consigliatissima perché fa comprendere quanto sia importante imparare a credere in se stessi, Ah sì, è vero. imparare a fare dei propri punti, ai propri limiti, dei punti di forza, capire come cambiarli in questo modo, cioè se sento che magari sono una persona che ha difficoltà magari a fare amicizia, quello è il contesto più adatto per imparare a farlo. Beh, perché effettivamente. o resti da solo Sì. e da solo in Erasmus, ragazzi, Nein. si torna a casa. Effettivamente una cosa che posso dire da persona che ti conosce, secondo me prima di partire per l'Erasmus eri più introversa. Sì, È vero, mi ricordo. sono i testimoni. È vero. Adesso, dopo l'Erasmus, invece sei completamente cambiata sotto quel punto di Sì, vista. è Sì. vero. Ma tu, mamma mia, fortuna che non l'ha fatto da Irene. Che se sei estroversa adesso, figurati se che avesse fatto l'Erasmus. Non tornavo a casa. Non tornava. Traduci? Che sei già estroversa adesso, figurati se avessi fatto anche l'Erasmus. Ma l'avresti fatto? Tornassi indietro? L'Erasmus? Sì. No. No, io no. Però se fossi partita con un compagno, Sì, Tipo se l'avessi fatto con me. sì. Beh, sì. Eh. Però io Scusa, dico no. così perché ero fidanzata. Perché sono sempre stavi già stata con fidanzata. Mattia. Sì, sono sempre stata con Mattia. Ma Da tu vuoi tutta la dirmi? vita. Ma tu vuoi quanti anni dirmi? sono? Da 8 anni. Avete passato già la crisi dei 7 anni? Sì. Metti che se io non avessi avuto un fidanzato, sarebbe saresti stato magari partita. diverso. Invece adesso Sì. ho comunque lui che mi lega, capito? Sì, è vero, è vero. Infatti posso dire anche una cosa, anche io sono partita che si può dire, non ero fidanzata. Adesso che sono fidanzata salutiamo il mio... Ciao Matte! Ciao Matti! Che lo salutiamo perché sicuramente ci guarda. Ciao amore. Adesso avrei più difficoltà a dire. capito? Non vuol dire che non partirei per un'esperienza, però so che comunque con una persona a fianco ci penso un attimino di più, capito? perché comunque Comunque sei stata via 6 mesi? io No, cinque, uno. cinque. 5, vabbè, sono comunque tanti. Sì. Però sai qual è la cosa bella? Che ci si può venire a trovare. Sì, sì, Esatto. sì, quello sì. Sì. Quindi Quello sì. con persona o non con persona, il modo di trovarsi e stare insieme. Sì, lo trovi. Beh, Basta io che ci sia la volontà. se te l'avessero proposto ti avrei detto di correre. Ma certo. Anche a rischio, magari perché di solito l'Erasmus fa sempre male alle coppie, anche a rischio comunque di, tra virgolette, perderti, comunque ti avrei consigliato di andarci, pensa alla mia maturità, penso. di andarci per farti una tua esperienza personale. Sì, no, hai ragione, Questa hai ragione. è relazione sana. Grazie. Questa è È vero. relazione sana perché ragazzi sensibilizziamo anche su questi Sì, temi. sì, Una sì, relazione sì. sana è una relazione che ti spinge a realizzare tutti i tuoi obiettivi, È vero. anche quelli più difficili, anche le sfide più difficili, perché la persona che ti vuole bene sa che lei è pronta e salda Sì. per sostenerti. Esatto. Ok? C'è la fiducia di base. C'è la fiducia e c'è una vita anche al di fuori della Sì. relazione. Esatto, quello ma assolutamente assolutamente. vero. Irene ha la sua vita, Irene può fare Erasmus. Irene può fare l'altro. Bene, detto ciò, Con questa perla E con questa- filosofica. con questa
per la finale andiamo alle cose più importanti. Sentiamo. Il ciacoroscopo. Che schifo. Bene ragazzi, allora come ogni puntata del ciacoroscopo dirò il segno zodiacale più fortunato dei prossimi 15 giorni. Vediamo che è... se uno di noi. Vai tu. Rullo di tamburi. Che segno sei? Pesce. Pesce. Che pesce? Nemo? Pesce. Dai, scherzo. Avevo il pesce Nemo da piccolino. Che bello. Un pescetto grande così rosso Dai. dentro all'acquario. Sì. Il problema, e genitori che mi ascolterete perché conoscono questo podcast, è morto perché hanno sbagliato cioè mi ricordo che avevano lavato perché bisogna pulire, no? Sì, Ecco, mi sembra un detergente troppo aggressivo. No, poverino. E quindi alla fine forse non era Caput. stato risciacquato bene, non lo so, Può darsi. forse c'era solo quello in Può casa. essere. Il pesce si è assorbito, e io non sono mai venuto a sapere che era morto perché i miei genitori me l'hanno cambiato con un altro. Infatti io continuavo a pensare, ma sto pesce quanto vive? Perché non hanno una vita lunghissima. Il pesce no? immortale. Oddio, non lo so, in penso. realtà. Non lo so, in realtà. Vabbè, non sei tu la più fortunata, ma è Gemelli. Irene. Sì, vai. Periodo perfetto per studio, esami e nuove sfide mentali. Grande capacità di concentrazione e adattamento. Comunicazione top. Oh là. ChatGPT suggerisce che Sentiamo. a tutti gli orali promossi. Però non ne devo fare neanche uno. Esatto. Però si sa mai. Vabbè, non si sa mai, Eh. magari la vita mi sottopone a una sfida. Una sfida, una prestazione. Ecco, promossa in anche cui lì. dovrò. Forse ho un'idea. Adesso che dobbiamo andare a Fuerteventura, Giusto? magari devo parlare in inglese. Cioè, io non so cosa dirti. Hai spoilerato dove andiamo. Ma mi sa che quando uscirà la puntata. Sì, siamo già andati. Siamo già andati. Vabbè, E dai. lo facciamo passare. Esatto. dai. Esatto. E quindi magari dovrò parlare in inglese in modo. Certo. Ecco. Ecco, è Bene. quella lì, la È prova quella lì, la orale. prestazione, sì. Sì. È quella lì. Se- Irene, voglio... Voglio una bella parlantina Recen- in English. Se sei Gemelli, questo è il momento per brillare anche sotto pressione. Ecco, mia. proprio top. Mamma mia. Al top. Tra l'altro, ragazzi, fra poco è il compleanno di Irene. Eh sì. Eh sì, è vero. 2 giugno, ragazzi. Fatemi gli auguri, però non prima. No, prima non si Ah no, ma tanto esce dopo. Ah, giusto, esce Quindi- dopo, quindi... Con fatemi tutte pure gli queste auguri. date non si capisce Fatemi niente. Comunque fra Vabbè. poco la nostra Irene sarà Esatto. festeggiata. Esatto. Bene, Diventerò allora vecchia. concludiamo la puntata con una domanda. Eh sì, una domanda importantissima per i nostri spettatori. Cosa diresti a coloro che di qui a breve dovranno affrontare l'esame di maturità o di terza media o esame universitario? Esatto. Ok, allora ragazzi, intanto ricordiamoci, come abbiamo detto durante il corso di tutta questa puntata, che sperimentare dei livelli di attivazione di ansia è normale, perché vuol dire che il corpo si sta preparando per una prestazione, Esatto. come abbiamo detto, che questa prestazione ci interessa, però vi vorrei dire a parte che dovreste arrivare con un sufficiente studio a priori, Punto 1. ok, di ricordarvi che con qualunque voto voi usciate, perché poi lo so che tutti guardano a quello. Ah, se lo ovvio, so. si pare, sì. Bene, quindi diciamolo, ricordatevi che non definisce il vostro valore come persona, cioè non riuscirà a dirvi quel voto quanto è alta la vostra capacità di, non lo so, anche destreggiarvi in pubblico, cioè sì, è comunque una prova che comporta un Sì, pubblico, però sì. non vi parlerà della vostra sensibilità, non vi parlerà della vostra capacità anche di stare in relazione, della vostra capacità di essere malleabili. È vero. Sono sì tutte sottocomponenti che di fronte a un esame vengono fuori, ma non vi riesce a definire il vostro valore anche nel futuro, ok? No. Le scelte che sarete in grado di fare e tutto ciò che affronterete, quindi ricordatevi che il bello avviene dopo. E ciò
avviene detta. dopo finita la maturità, perché è da lì che inizierà il vostro costruirvi lentamente, giorno dopo giorno, sbagliando o con successo, è normale, Sì. il vostro futuro. Quindi ricordatevi che da dopo la maturità inizia il bello, Il e bello. il vero bello, mi viene da dire. Sì, anche secondo me. Il vero bello, Sì. perché secondo me ti senti molto più libero. Sì, Sì. l'ansia finisce lì, secondo me. Secondo me sì, perché poi inizi a fare, in teoria, dovrebbe essere così, quello che ti piace. Esatto. Esatto. Quello che ti È piace, vero. e anche se non dovessi iniziare subito perché uno si prende un anno di riposo, 2 anni di riposo, O magari normalizziamo inizia anche un quello, percorso o che inizia, come abbiamo detto, sì, che è esatto. sbagliato per lui. Comunque c'è la possibilità di personalizzare sempre, di fare quello di cui abbiamo più voglia. Esatto. Quindi non vi preoccupate, anche se dovesse andare come non ve l'aspettavate, la maturità, don't worry, be happy, perché tanto il meglio viene dopo. Esatto. Esatto. Bene, allora io direi che abbiamo finito. Sì. Finalmente, anche perché suppongo che qualcuno qua scappa la pipì. Scappa. Tipo a me, anche a te. Anche a me. Bene. Al bagno subito dopo. Anche mossa qua massa così. Oh. Abbiamo chiacchierato troppo. E detto questo, cin cin, anche se non abbiamo niente perché il caffè l'abbiamo già bevuto. Vabbè, Vabbè. cin cin è vuoto. Cin. A noi, A voi e a Ciacoette. Grazie Vale per essere venuta. Grazie ragazzi. Ciao. Buona maturità. In bocca al lupo, Crepi. Si dice crepi o grazie? Viva il lupo forse. O viva il lupo. Crepi oppure in la balena. Oh.